Jacopo, prego, Serena Lavina. Ci vediamo alla fine. Grazie. Buonasera. Lasciamo la parola a Cristina Montepino. Buonasera a tutti, scusate un po' il ritardo, ma stiamo seguendo anche la produzione video di questo evento, quindi intanto vi ricordo che su radiotruman.tv poi potrete vedere insomma quello che è lo spettacolo di questa sera o ovviamente anche condividerlo con chi non ha potuto partecipare. Allora, adesso proseguiamo. Conferimento dell'attestato d'onore alla carriera ente 2025 al merito artistico e sociale all'attrice Bianca Podestà. Presidente Entel Alessandro Casareto. Le motivazioni poi verranno lette ovviamente da Roby Carletta, che è il nostro ospite d'onore questa sera. Allora, decreto dirigenziale di assegnazione, attestato d'onore Entel 2025 al merito artistico e culturale. Il sottoscritto, architetto Alessandro Casareto, presidente regionale Entel Liguria, sentiti Anna Maria Campello, responsabile conferimenti, e Roby Carletta, promotore dell'attestato, ricevuto l'esito di consultazione dalla commissione Entel, decreta il conferimento dell'attestato d'onore alla carriera a Bianca Podestà. Tutta che ha graziato l'artista e gratificato. Perciò dicendo così vuol dire che mi riteneva all'altezza della situazione. Quindi non l'aveva detto. Quindi ti senti all'altezza. Direi di sì. Perfetto. Come statura No, no, allora, attenta che stiamo finendo, grazie a Dio. Sanremo si onora di aver dato i natali a Bianca Podestà. L'attestato d'onore Entel 2025 vuole testimoniare la riconoscenza di Genova e della Liguria, intera Liguria, per l'intenso e prezioso impegno di Bianca Podestà, che non ci fossero dimenticati come ti chiamavi, nella promozione dei vari valori artistici e linguistici del territorio. Un territorio che, virgola, attraverso l'opera di grandi artisti dello spettacolo, quali Gilberto Govi, Pasquale Taraffo e Mario Cappello, ha saputo esaltare gli originalissimi caratteri sociali e culturali dei liguri del mondo. Bianca Podestà, regina del teatro e del Stato. Consegna quindi il riconoscimento Anna Maria Saiano, agente consolare degli Stati Uniti. Allora, la cosa funziona così. Bianca recita un pezzetto della canzone, poi in genovese e in italiano, e io faccio il commento tenendomi aggiornato ai tempi di oggi, dopo 100 anni dalla sua nascita. Prego, Bianca. Voleva partire senza una palanca. Era partito senza un soldo. Tanto per cambiare, questa è una storia di un emigrante genovese, Misho, che va in America. E poi ci lamentiamo di questi che arrivano con i gommoni qui in Italia. Almeno lui è partito su una nave. Le ha già 30 anni, forse anche più. Era già 30 anni, forse anche più. Non come oggi che finita l'università vanno a fare il master a Oxford e ci restano altri 30 anni. Ulai lottò per mettere i dinari a banca. Aveva lottato per mettere i soldi in banca. È il solito problema del genovese che mette il grano in banca, interessi, NIBA.
E poi oggi se vai in banca ti danno dei calci nel sedere per farti uscire. Però ci sono quelli che investono in criptovaluta e diventano milionari in una settimana. E può essere un giorno tornare su e potersene un giorno tornare ancora giù. Non come i Vukumpra che non ci pensano lontanamente a ritornare giù in Marocco e a menarselo nel deserto. E farsi a Palassino giardinetto con rampicante, qua cantigno vino, a branda, tacagliere isoletto, pedale a schienarsi e mattino. E farsi la palazzina e il giardinetto con rampicante, con la cantina e il vino, la branda attaccata al usualetto per coricarsi alla sera e al mattino. Con le liquidazioni di oggi ti va bene se riesci a comprarti un box. Se ti va male, divani a uso letto con lo sconto dell'80%. Solo per questa settimana, Ma un figlio che diceva, che pensa, a Zena, cosa ti deve tornare? A figlio gli diceva, non ci pensare. A Gemma, ma cosa ci vuoi tornare? E c'ha ragione, che è la città più cara d'Italia. E se entri in una trattoria dopo le 9 di sera, ti dicono cosa c'aveva in una rompoveri. Ma se ne pensa, allora mi vedo male. Ma se ci penso, allora mi vedo male. Tutto inquinato, divieto di balneazione e poi non ci sono neanche più i bianchetti. Hanno fatto il waterfront, che vuol dire un gabinetto di fronte al mare. Vedo i Nemo, ti acciassa ad annunziare, vedo ridi e mi sono streso. Vedo i miei monti in piazza dell'Annunziata, rivedo righe e mi si stringe il cuore. Sui monti niente funghi e tante mountain bike a rompere il melino nei sentieri. A Righi tanti maniaci, ma ormai non ci vanno neanche più le coppiette perché sono diventati tutti fluidi. E in piazza dell'Annunziata ora parlano arabo, poi ci sono i travestiti e gli spacciatori e a una certa ora ti si stringe il culo, anche che il cuore. Calcio Miss e come rappresentante della nazionale italiana calcio Miss è una Miss, però ovviamente fa anche una promozione artistica, culturale per quella che è la nostra bella regione. E ovviamente la nazionale, questo team di giovani donne, si prodiga anche per quelli che sono eventi di sostenibilità ambientale e anche di sostenibilità sociale, quindi di solidarietà. Ecco, allora ve l'ho presentato, un bel applauso, grazie. Buonasera a tutti, sono qui e appunto stasera di solito siamo sempre a sostenere lo sport e l'ambiente e stasera anche l'arte e la cultura. Le parole sulla pace nel mondo, quelli lì sai che bisogna, assolutamente. Allora ti facciamo tanti auguri, sei molto carina, viva lo sport, viva la giovinezza, viva la bellezza. E lo presenta la nostra Carola Milazzo. Sì, chiamiamo sul palco la nostra ambasciatrice, fotografa e poetessa, Anna Maria Campello, per la performance di poesia. Ci penso, ricordi affiorano nei commoventi versi di un'antica canzone, sognando il ritorno negli amati quartieri, mentre il piroscafo salpa fra rimpianto e speranza. Il fischio mesto di rocche sirene segna il commiato. Tremule mani alzano fazzoletti umidi, sventolati appena da tramontana gelida. Svanisce all'orizzonte il malinconico riverbero della lucida lanterna, racchiusa dentro al cuore in un immaginario struggente abbraccio e languida carezza. Ci penso
ai nostri migranti, emblema di sofferti addii, e mai sopita nostalgia, come fiori recisi, sradicati dalla propria terra, in un doloroso strappo che il tempo non obblia mai. Grazie Anna. Abbiamo adesso la presentazione del secondo riconoscimento Entel, quindi sul palco chiamerei le autorità e i dirigenti insomma del Entel, quindi architetto Casareto, potete tutti salire sul palco. Casareto, presidente regionale Entel Liguria. Sentita la commissione, decreta il conferimento dell'attestato d'onore alla carriera a Mario Giovanni Carboni. Grande applauso per il nostro premiato. Genova si onora di aver dato i natali a Mario Giovanni Carboni. L'attestato d'onore Entel 2025 vuole testimoniare la gratitudine della Liguria per l'originalità del suo dinamismo in ambito storico, per il costante impegno di studioso e di promotore, per l'importante contributo nel riconoscimento dei caratteri sociali e culturali del territorio. Un applauso, grazie. Sì, io sono sestrese perché per 86 anni ho vissuto a Sestri, ininterrottamente, a parte le volte che sono stato all'estero, a parte le volte che sono stato qui in centro, che ho collaborato. Tra l'altro, una cosa curiosissima, io su questo palco ci sono già stato in passato, esattamente nel 1983, insieme alla Filarmonica Sestrese abbiamo fatto un bellissimo concerto ed ero io a presentare. Così direi, e anche questa è stata una cosa molto diciamo casuale, è già stato detto, siccome a parte che la Filarmonica Sestrese a Sestri la conoscono tutti perché è nata, pensate, nel 1845 a Sestri Ponente, è la più vecchia della Liguria e adesso a maggio compirà 180 anni. A parte quel fatto che è la banda di Sestri e noi sestresi ci tenevamo molto, si dà il caso che quando io frequentavo l'asilo, tempo di guerra purtroppo, che sono nato nel 39, sotto l'asilo c'era proprio la sede della banda, la Filarmonica Sestrese, ma non lo sapevamo che era un luogo magico, strano, misterioso. E poi, finita la guerra, l'abbiamo vista finalmente sul podio, l'abbiamo sentita suonare per le strade e io mi sono proprio entusiasmato. E volevo anche, pensate un po', volevo far parte della banda. E allora uno dei maestri mi aveva dato un librettino con delle righe e mi ha detto copia queste note e poi me le riporti. Ebbene, io dico la verità, mi sono un po' stufato di copiare quelle note, ho lasciato perdere, è finita così. E sapete quanto mi sono pentito, perché poi il destino vuole, la vita vuole che io abbia incontrato tantissimi cantanti, tantissime orchestre, tantissime bande, però non conosco la musica. Purtroppo è stato uno dei miei grandi, come si dice, imagum, che gomma. Parola per l'introduzione. Entel, Ente Nazionale per il Tempo Libero, Delegazione Regionale della Liguria. Decreto dirigenziale di assegnazione. Attestato d'onore Entel 2025 al merito artistico e culturale. Il sottoscritto architetto Alessandro Casareto, presidente regionale Entel Liguria, sentiti i membri della commissione, decreta il conferimento dell'attestato d'onore alla carriera a Marco Rinaldi, attore, cabarettista comico e scrittore. Grazie, e a tal fine si riportano le motivazioni adottate dalla commissione che ci leggerà il mitico Robby Carletta. Prego. Tutto qui. Tutto qua. Non posso leggere prima una poesia da cappello, però dunque, io sono felicissimo di leggere la motivazione per Marco, a cui voglio bene da 30 anni, perché più di 30 anni fa abbiamo avuto modo di conoscerci
di fare tanti spettacoli di cabaret insieme, e quindi ritrovarci dopo tanto tempo insieme per questa onorificenza che gli è dovuta, per me è un grande piacere che condivido con tutti questi personaggi fantastici, tra cui queste meravigliose creature. Io sono molto più interessato a questa parte che non a quella, però è normale, non essendo come si dice, fluido, attento. Al fine si riportano le motivazioni adottate dalla Commissione. Marco Rinaldi è nato nel 1965 a Genova, dove risiede e dove si diploma all'Istituto Tecnico per il Commercio. Negli anni a seguire si orienta verso il mondo dello spettacolo e in coppia con Andrea Posta inizia il suo percorso professionale, creando nel 1991 il duo comico Soggetti Smarriti e partecipando alla fondazione e gestione di uno show divenuto fenomeno cult, Brucia Baracche, in cui recitano con Posse Rinaldi gli attori Andrea Carlini, Andrea Di Marco, Antonio Ornani, Enzo Paci. Parlando della sua carriera, Marco Rinaldi dichiara di avere all'attivo più di 3.000 spettacoli in locali, arene estive e convention aziendali, oltre a casa sua, casa degli zii, parenti, oltre alle partecipazioni a centinaia di trasmissioni televisive e radiofoniche su reti nazionali e locali. In qualità d'autore esprime le sue grandi capacità creative in campo editoriale, avendo organizzato diverse rappresentazioni teatrali e performance musicali, frequentemente tradotte in pubblicazioni. Marco Rinaldi ha infatti scritto tra il 2011 e il 2018 numerosi racconti e romanzi, quali Cenere, Verde Oro, Mimose, 180 racconti in 3 minuti e altre storie, storie superbe, stravagando, sino a Eroi Demand nel 2022, i racconti di Modugno in Val Cervega nel 2024. Quindi Genova si onora di aver dato in Natalia Marco Rinaldi, l'attestato d'onore del 2025 vuole testimoniare la gratitudine della Liguria per l'originalità del suo contributo nel promuovere lo spirito e le componenti comiche della lingua genovese, un impegno artistico e culturale che ci consente di indicarle, Marco Rinaldi, tra i protagonisti che hanno dato continuità alla tradizione linguistica zeneise, una tradizione dominata da grandi personalità dello spettacolo e tra tutti da Gilberto Govi, Giuseppe Marzari e Roby Carletta. Questo ce l'ho messo In tal senso ringraziamo Marco Rinaldi per la sua straordinaria capacità nel coniugare l'opera letteraria e l'opera teatrale, autentiche espressioni del suo profondo amore per la genovesità. Complimenti Marco Rinaldi. Paola consegna il riconoscimento, in omaggio anche il libro Palabrino di Julian Rancourt.
ma se che penso, no? Insomma, 100 anni e non sentirli in occasione di questo compleanno, no? Sì, questo è l'inno nazionale genovese è diventato. Tra l'altro molti forse lo sanno, però mi piace ripeterlo, una artista cantante americana, Princess di New York, ha fatto una versione inglese, cioè americana, di Messe che penso, che è If I Think Home, se penso a casa mia, è la traduzione, ed ha avuto un discreto successo, proprio è stata arrangiata alla Frank Sinatra, diciamo. Sì, io sono sestrese perché per 86 anni ho vissuto a Seste, ininterrottamente, a parte le volte che sono stato all'estero, a parte le volte che sono stato qui in centro, che ho collaborato. Tra l'altro una cosa curiosissima, io su questo palco ci sono già stato in passato, esattamente nel 1983, insieme alla Filarmonica Sestrese abbiamo fatto un bellissimo concerto ed ero io a presentare. Voleva partire senza una palanca, 20 anni e poco più, qualcuno diceva, in realtà dovremmo ripartire e farla in genovese, va bene così, e quindi insomma 100 anni. 100 anni di Messe che penso che tra l'altro che si uniscono con questo invito che mi hanno fatto, quegli inviti che ti arrivano così all'improvviso, mi premieranno con questa menzione d'onore alla carriera, e che devo dire, quando arriva un premio è sempre bello, se poi arriva in concomitanza della celebrazione della nostra canzone simbolo, cosa vuoi di più? Mi ha premiato e quando capitano queste occasioni, poi in occasione proprio dei 100 anni di Messe che penso, che per noi genovesi è un qualcosa che abbiamo dentro, chi fa il mio mestiere ogni tanto ti viene voglia di pensare a un domani che cosa rimarrà di te, perché chi fa questo mestiere un po' megalomane lo è. E così ho detto, ma di tutte le mie performance, hanno detto dei numeri che mi spaventano anche un po', che cosa rimarrò? Cosa rimarrà? E così qualche anno fa ho cominciato a pensare, devo creare qualcosa che rimanga. Ente Nazionale per il Tempo Libero, Delegazione Regionale della Liguria, Decreto Dirigenziale di Assegnazione, Attestato d'Onore Ente 2025 al merito artistico e culturale. Il sottoscritto architetto Alessandro Casareto, Presidente regionale Ente Liguria, sentiti i membri della Commissione, decreta il conferimento dell'attestato d'onore alla carriera a Marco Rinaldi, attore, cabarettista comico e scrittore. No, allora, però insomma, ma sai che penso, veramente, lo abbiamo già nell'intervista che abbiamo fatto, lo abbiamo declinato sia da un punto di vista quasi socio-economico, da un punto di vista musicale, e comunque lo giriamo come un diamante grezzo, no? C'è ancora qualcosa da scoprire su questo ma sai che penso, che comunque ricordiamo 100 anni. Guarda, la cosa più bella è la raccolta che aveva fatto il mio amico Ghisalberti, una bellezza di 77-78 esecuzioni diverse, pensa un po', non c'è un artista ormai che non si sia misurato con Ma sai che penso. Ancora l'altra sera non mi ricordo che gruppo ho visto per televisione, non erano liguri, ma tant'è, hanno cantato Ma sai che penso, poi abbiamo parlato della Liguria e quello, e quindi lì è quello. Poi sono state varie divagazioni, anche noi una volta abbiamo fatto una rivista al Circolo Cappello che diceva "Usted sta strenzo o che?" No, ecco, perché per vedere se poi davvero a tutti gli si stringe il cuore o meno. Poi appunto ho sentito che citavate Natalino 8, a Rio, no? Famosa Rio, e tutta una musicalità particolare nostra che quando la senti, se non sei a Genova, specialmente alla mia età, Menin-Bertuelo sono la lacrimetta, non ti viene giù. Menin-Bertuelo, prima di chiudere, voleva partire senza una palanca, attuale anche oggi però, no? Senza una palanca. Ma non credo, no, oggi l'emigrazione dei genovesi verso l'estero fa soprattutto di studenti o di giovani professionisti che vanno a fermarsi all'estero, e questo è anche molto bello e molto brutto insieme, perché ci depauperizzano. Quello che è stato questo pomeriggio, questa serata, verrà poi trasmesso su radiotruman.tv in streaming e poi ovviamente diffuso anche sui social. Che
José